Una nave è entrata all'alba nel bacino di San Marco. Un uomo dall'alto del ponte rivede dopo anni la sua patria. L'ha lasciata all'indomani della guerra, tra gravi desolazioni, gente senza tetto, uomini senza lavoro, distruzioni dappertutto. Scende a terra, attraversa i moli una volta familiari, caricano, scaricano, ovunque ferve il lavoro. Qui, egli ricorda, su questa banchina di ponente c'erano magazzini sbriciolati dall'esplosione, banchine infrante, gru a terra, divelte, decapitate. Immagini d'incubo ormai lontane. Da un capo all'altro della marittima è uno spettacolo di febbrile attività. Venezia è pur sempre quella. La sua immutabilità le è ragione di bellezza e di gloria, ma attorno ad essa quartieri nuovissimi si dilatano su distese una volta desolate. 8 anni fa, pensa l'uomo, qui non c'era nulla. Quella che gli si para incontro è una Marghera che non conosceva. Anche Treviso è risanata, ingrandita da quartieri moderni, pur conservandosi fedele al suo volto tradizionale come in questa calle dei Buranelli così veneziana. Tra le librerie della rinata Loggia dei Cavalieri e la Piazza dei Signori, sotto il risorto Palazzo dei 300, la gente che gli incontra è sempre quella razza piave, amante del lieto conversare, appassionata della terra che migliora continuamente. Da Treviso alla febbrile Padova, dalla stazione ferroviaria in via al centro, la moderna città del Santo sembra quotidianamente una fiera. Commercianti e agricoltori, i padovani, se sono lieti della resurrezione degli affreschi mantegneschi, di più lo sono per lo sviluppo della loro Milanino, per l'efficienza delle nuove fabbriche da cui escono torni, filobus, liquori, giocattoli metallici. L'appellativo dato alla loro città li fa sorridere. Giusto, sembrano dire, siamo o non siamo la seconda capitale del Veneto? Il Veneto, eccolo, in questa piana ubertosa che svela non molto lontano le Prealpi è il suo volto. Qui vivono i suoi agricoltori. Accanto alle loro spesso antiche fattorie sorgono, protette dallo Stato, le più belle ville veneziane, irreali costruzioni fatte per l'occhio. Seguendo la loro grazia, eccoci nella magica Vicenza, che ha ricostruito la sua basilica palladiana non solo com'era, ma come doveva essere secondo i disegni del Palladio. Vicenza che ha rialzato il suo Duomo. Nelle arcadiche vicinanze, grandi complessi industriali hanno realizzato istituzioni sociali meravigliosamente progredite. L'operosità veronese risale a San Zeno, patrono della città, che amava pescare le trote. Tra l'antica piazza delle Erbe e i magazzini generali, ove è stata ricostruita la più grande stazione frigorifera d'Europa, Verona vive ogni mattina la sua esistenza gaia, ridente. Il ricordo della guerra è lontano. Tutti i 9 ponti sono di nuovo in piedi, dal ponte della Ferrovia al 300° ponte Scaligero, al ponte della Vittoria quasi ultimato. Risalendo a ritroso il cammino percorso da questi tronchi, che nei secoli passati la Serenissima trascinava al mare a farne alberi di nave, il visitatore è giunto tra le montagne del Cadore. Qui fino a ieri il legno era l'esclusiva ricchezza di una popolazione semplice e laboriosa.
Oggi ad essa si è aggiunta la grande inesauribile risorsa dell'industria turistica, una tra le più fiorenti d'Italia, basti dire Dolomiti, Cortina. Pieve di Cadore, che vide nascere Tiziano, è sede del più poderoso impianto veneto per lo sfruttamento di quelle acque date in abbondanza da Dio alla terra cadorina. Ecco laggiù la grande diga. Da questa muraglia di calcestruzzo alta 112 metri, ultimata nel 1951, le acque del Piave, attraverso una condotta forzata lunga 24 chilometri, vengono convogliate alla nuova centrale di Soverzene, dove producono 600 milioni di kilowattora all'anno. Qui, fra tralicci e isolatori, in splendida solitudine come dei antichi, è nato, accanto al vecchio borgo pittoresco, un moderno quartiere, la cui architettura si intona armoniosamente con l'ambiente montano. In queste case l'operaio, il tecnico e il dirigente trovano serene ore di pace familiare. Dal Cadore alla Carnia, da Soverzene alla centrale di Ampezzo. Anche nel Friuli notevole l'industria idroelettrica, che ha avuto recentemente impulso. Oltre a questo impianto, altri sono sorti a Meduno, Colle, Istrago, Barcis. L'acqua del Lumiei ritorna libera al suo letto, scorre verso il tagliamento tra cortine di pini. I boschi offrono ancora un'importante fonte di lavoro alla gente friulana. Ingenti fondi sono stati impiegati in trasformazioni agrarie, sistemazioni stradali e ferroviarie, di cui grandioso esempio il rifatto viadotto dei Rivoli Bianchi dai 55 archi. Verso Udine riaffiora a Venezia la grande madre. Sulla torre i mori battono i rintocchi del nuovo tempo che vede da Sant'Osvaldo a San Rocco a via Pradamano case, case e ancora case. La rappresaglia tedesca distrusse paesi interi. Oggi Nimis, Faedis, Attimis, Bordano, Barcis sono risorti. Il viaggio del nostro veneziano è terminato. Non ha visto tutto, ma abbastanza per esserne confortato. Ora lavora in questo stabilimento di Venezia, uno dei tanti nuovi. Non abbandonerà più la sua terra. Ogni mattina, sulla sua motoretta, egli si confonde con questo esercito di operai. Con essi contribuisce al progresso della sua patria e del suo Veneto rinato.